Umberto Bossi è tornato. Per la prima volta dopo gli scandali che hanno travolto la Lega Nord, il senatore ha rimesso piede in terra veneta, iniziando a Conegliano un mini tour elettorale, poi continuato a Belluno e a Thiene. Dopo le iniziali voci di un incontro protetto nella sede del partito, il comizio è stato pubblico, ancorché non in piazza ma in albergo, un Eurorest in cui il presidente federale è stato accolto da truppe e colonnelli del movimento. Tanto vi ringrazio davvero in un momento così difficile che trovo degli amici che ricordano perché c'è la Lega, cosa sta andando a fare via. Comparsata a favore del candidato sindaco Giovanni Bernardelli, dai vertici del Carroccio lo sforzo e l'appello a mostrare il calore dei vecchi tempi nei confronti dello storico leader. Il momento però è delicato, tanto più all'indomani dell'autosospensione eccellente, quella del senatore Pier Giorgio Stiffoni, che dopo aver chiarito la propria posizione sulla vicenda dei diamanti ha comunque deciso di fare almeno temporaneamente un passo indietro, una decisione maturata per consentire alla magistratura di completare le indagini sull'operato dell'ex tesoriere Francesco Belsito, dal quale il componente trevigiano di Palazzo Madama ribadisce di aver sempre tenuto le distanze. Tutto quello che va nella direzione della chiarezza ben venga. L'autosospensione è già un segno di chiarezza, dopodiché cercheremo di capire anche cosa è accaduto e di cosa si tratta. In questo momento non ne so nulla di più.